E la manager sta cucinando un frico? No, sto riscaldando un frigo. Ma ce l'hanno regalato in Friuli. E grazie! Grazie a chi? Grazie. È Carso! Grazie a Carso! Certo! Dai, guardami qua. Siamo in Trentino! Canale in canale, una manager a bordo di un camper in viaggio per l'Italia, tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Ok, siamo arrivati a Bolzano e dovrebbe essere qui Cola Petra! Ce l'abbiamo fatta! Adesso andiamo in un posto magico e da lì vedremo appunto Rosengarten specchiarsi in un laghetto di montagna. Ho iniziato un po' per gioco a mostrare sui social le mie fotografie, dove andavo in montagna. Sono alla fine cresciuta a pane e sport. Mi piace mostrare quello che faccio, però adesso dobbiamo camminare. Sì, sì. Mi sto facendo raccontare da Petra i segreti per avere un pubblico international. Lei scrive tutto in inglese. Tipo, cosa scrivi tu? Let's go, let's do it. No, me li segno, ripeti, scusa. Got it! Amazing. Ma li sai tu, manager? Ma scusa un attimo, ma perché non me l'hai detto Allora, allora? hai studiato lingua, Ma allora adesso, tu no? lavori contro di me? Allora, adesso, manager, ti potrai specchiare sul laghetto? No, più di qua. No, vai a specchiarti. Ecco. Ma una volta specchiata sembri... Ma sembri il nostro autista! È lui! Presentalo bene. Allora, lui si chiama Nicolas, ha 26 anni, ha un padre, una madre, una famiglia di camperisti, lui è camperista e ti dà tanta sicurezza. Petra, grazie, bellissimo. Venivo qua con i miei nonni, poi mio nonno mi raccontava sempre le leggende legate appunto a questo territorio. Per farmi capire il rispetto, lui mi diceva che nel bosco c'erano gli gnomi. Non eravamo a casa nostra. Che Quando bello. vai a casa di un tuo amico fai casino? No, lasci pulito. Non urli. Grande Cola Petra, grande! Non poteva mancare lo strudel, vero? Lo Apfelstrudel. Il viaggio nostro è lungo e dobbiamo già lasciarti, anche se è un dispiacere. Questo è il pensiero per te. Oh, grazie. Che la tua vita, Petra, sia una festa grande. E poi anche da cartina con le colline del Prosecco che ti aspettano. Ciao! Ciao Petra, ciao! Che bella Trento, con la sua torre Vanga, la basilica di Santa Maria Maggiore, la magica piazza del Duomo e tanto altro da ammirare. Ho deciso di lasciare una bottiglia del mio vino in un posto segreto, avvisando sui social i miei follower trentini. E su questa finestra la trovate mimetizzata. Hanno corso in tantissimi, ma le fortunate ad accaparrarsela in tempo sono state Daphne e Francesca. Ciao. Qui immortalate mentre saltano di gioia con l'Adige alle spalle. Ma il mio viaggio deve continuare, non senza tensioni. Canale, questa qua non sta bene sui fuochi. Sì, Ma che questo ho l'hai detto messo oh, però che gaffia tutto il piano cottura di Lucchetta. tu. Ma l'ho messo per bloccare questa che Dai, sennò correva buona. via, no?